Io sono, cioè, ho avuto, mi sto commuovendo, ho avuto altre esperienze con pistola anni fa, parecchi anni fa, andate in modo diverso rispetto da questo. Io divento poi più grintosa, cioè perché ti devi difendere, ti devi arrangiare nella vita. Ha aperto comunque questa mattina dopo aver sporto denuncia ai carabinieri di Ponzano. Ieri sera Irene Baseggio è rimasta vittima di una rapina nella sua tabaccheria. In 3 hanno fatto irruzione, volto travisato, pistola alla mano. Hanno chiuso dentro lei e i 4 clienti presenti usando la chiave che si trovava sulla porta. Con un atteggiamento proprio tipo Far West, sa, con quelle, ci ha intimato tutti di stendersi per terra e avvertito che si trattava di una rapina. C'erano 3 clienti di qua, un cliente di là. Siamo rimasti immobili, io ho cercato di scappare di là, avevo anche chiuso la porta, se non che a pugni e a calci contro la porta, quindi sono uscita per non peggiorare la situazione. A loro interessavano solo i soldi. C'erano gratta e vinci a pile, sigarette, diverso materiale. Hanno preso solo i soldi, circa 3.000 euro in contanti. Non sono riusciti ad asportare il cambiamonete. Italiano perfetto, giovani, pochi secondi per agire, poi la fuga. Io ho visto una macchina partire e sono andata in quella direzione. Venivano dalla Castellana. A bordo di una Porsche Cayenne, che poi risulterà rubata, si sono dileguati lasciando i clienti sotto shock ed Irene, che da anni gestisce la tabaccheria di famiglia ancora scossa. Da un mese e mezzo sulla porta della sua tabaccheria c'è questo cartello. È così che ha reagito la donna all'incursione sempre più frequente di una banda di ragazzini che si aggira da tempo a Merlengo. E non riuscivo a salvarmi da questi gruppi di ragazzi, c'erano gruppetti di 2 o 3 che entravano, erano molto abili e rubavano le sigarette elettroniche, le sigarette quelle usa e getta, perché ne sparivano anche 3-4 alla volta. Il cartello pare abbia sortito l'effetto sperato. In paese la banda è conosciuta, diversi gli atti di vandalismo di cui si sarebbe macchiata. Da noi non sono mai venuti perché se vengono non trovano diciamo, terreno fertile, però sì, li abbiamo visti, ci sono questi ragazzini un po' teppistelli che girano anche qua a Merlengo, però sinceramente penso che siano 2 cose completamente diverse, perché questo qui è proprio, non so quanti minuti siano stati dentro, però sono stati veramente veloci.